Solo nella giornata di ieri, dalle 8:30 fino a ieri sera praticamente, abbiamo ricevuto 2 telefonate al minuto. Centralini presi d'assalto da ieri nella sede della Polizia Municipale di Treviso. Tutti a chiedere spiegazioni sui limiti agli spostamenti e soprattutto procedure per le deroghe con relative autocertificazioni. E chi non ha la pazienza di stare al telefono si reca sin dal mattino direttamente al comando. Quante persone sono venute questa mattina? Per il momento 15, 15. Di che estrazione? Giovani, anziani? la maggior parte anziani. Ecco, e che cosa chiedono? La maggior parte se si possono spostare dei figli per fare la babysitter, soprattutto fuori comune, o per andare a fare una passeggiata o bere il caffè. Pochi hanno capito che per muoversi serve avere un'autocertificazione con la motivazione dello spostamento, ma che questa non necessariamente deve essere redatta dai cittadini. E durante i posti di controllo sono gli stessi organi di polizia a consegnare il modulo, quindi non c'è nessun problema. L'anziano, il lavoratore, qualsiasi persona che si sta muovendo, ovviamente per motivi seri e necessari, perché la ratio della norma è rimanere a casa, ricordiamocelo, quindi spostarsi il meno possibile, in questi casi il modulo viene consegnato dagli organi di polizia, quindi non necessita partire da casa con nessun modulo. Comandante che sottolinea i limiti per gli spostamenti. All'interno del proprio comune non ci sono grossi limiti di spostamento, anche se, ripeto, muoviamoci il meno possibile, però c'è l'apertura dei bar, c'è l'apertura dei ristoranti, quindi possiamo tranquillamente all'interno del comune sicuramente. Per quanto riguarda motivi di lavoro non ci sono grandi limitazioni, l'importante è certificare la verità, che io mi sto muovendo per motivi di lavoro, anche perché poi l'organo di polizia andrà a verificare questa autocertificazione, quindi la certificazione deve essere assolutamente veritiera, altrimenti si incorre in una denuncia di natura penale. Chiarimenti che contrastano con le richieste che arrivano allo sportello. Ma hanno capito che ad esempio l'autocertificazione la possono, cioè ce l'hanno già direttamente dalle forze dell'ordine oppure No, glielo devo spiegare. Sono un po' preoccupati, vorrebbero che venisse vidimata direttamente dal comando. Senta, qual è la richiesta più strana che le è arrivata fino adesso? Se possono recarsi a Padova a tagliarsi i capelli e barba perché sono abitudinari. Questa è la più strana.